Benvenuti, oggi è giovedì 24 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:42. La luna sorge alle 3:11 e cala alle 18:30. Oggi si celebra San Bartolomeo. Il nome Bartolomeo ha origine ebraica e significa figlio della terra arata. Il suo numero fortunato è l'1, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo il rame. Ci possono essere diverse ragioni. Qualche birra in più, l'intolleranza al lattosio, ma la pancia gonfia può essere legata alla produzione di cortisolo da parte dell'organismo dovuta allo stress. In questo caso cercate di ritagliarvi almeno di sera un momento di relax con tecniche di rilassamento per cercare di dormire meglio. Sono 62 le candeline per Sigfrido Rannucci, uno dei simboli del giornalismo d'inchiesta italiano. Ha preso il posto di Milena Gabanelli alla conduzione di Report e settimanalmente cerca di svelare truffe e comportamenti disonesti dentro e fuori le istituzioni. Festeggia 76 anni lo scrittore brasiliano Paulo Coelho. Nel corso di un pellegrinaggio a Santiago de Compostela vive un risveglio spirituale che racconta nel libro Il cammino di Santiago. In questa circostanza Coelho non solo ritrova la fede cristiana, ma capisce anche qual è il suo reale destino: diventare scrittore. 2 anni dopo pubblica L'Alchimista, libro che vende 30 milioni di copie e gli dà il successo internazionale. I suoi libri sono tradotti in oltre 80 lingue. Infine oggi compie 54 anni l'attore Pierfrancesco Favino. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 90, partecipa per la prima volta a un film di successo nel 2001, quando è fra i protagonisti dell'Ultimo bacio di Gabriele Muccino. Da lì in poi recita in moltissimi film anche hollywoodiani, diventando uno dei migliori attori italiani della sua generazione. A poco più di un anno dall'Unità d'Italia, il 24 agosto del 1862, la lira diventa moneta nazionale, con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788, che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta. Sapete perché i salvadanai sono a forma di porcellino? Molti storici ritengono che tale forma derivi da un gioco di parole. Nel Settecento pig era un tipo di argilla utilizzata in Inghilterra per fare vasi e piatti, in cui le persone custodivano anche il denaro. L'assonanza con la parola pig, maiale, spinse i ceramisti alla produzione di massa di salvadanai porcellino a partire dal XIX secolo. È il momento dell'oroscopo con Marco Amato. Scoprite cosa vi riservano le stelle. Buongiorno ai 12. La luna oggi transiterà da Scorpione a Sagittario. Gli aspetti che forma in mattinata sono complessissimi e bellissimi e riequilibrano un po' lo zodiaco e cambiano le sorti di alcuni dei 12. Vediamo come. Ariete. La luna oggi, seppure in mattinata, vi subisserà di impegni. In serata sarà generosa e vi restituirà gli affetti. Ottima performance per voi che andate come un treno all'inizio e poi pretendete e volete rilassarvi con gioia, amici e soprattutto passione. Toro, oggi la luna smetterà di farvi dispetti in serata, ma vi vorrà ricordare di tutte le direzioni e tutte le cose da fare che avete. Forse vi confonderete perché vi sentirete piovere addosso tutta una serie di responsabilità, ma saprete ovviare col vostro senso pratico e soprattutto lasciando spazio ancora per i sentimenti. Forse qualche sentimento è maturato dentro di voi. Il vento del giorno è che il sole passa in Vergine, quindi viva i segni di terra. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'ingresso del sole in Vergine e pienamente al 1° grado inizia a quadrare facendovi perdere un po' di energia, per cui facendovi sentire anche un po' stanchi e desiderosi di fuggire. Con chi? Cancro, giornata oggi dal sole gentile e finalmente la luna che vi saluta dal trigono in Scorpione vi rinvigorisce con un sole che vi ricarica a livello personale, un po' meno desiderosi di rassicurazione ed affetti, più sicuri e più pronti a comunicare. Benissimo, le pubbliche relazioni sono favorite, dateci dentro. Leone, giornata oggi che vede l'abbandono del vostro astro, il sole, ai vostri gradi. Il sole ha illuminato tutte le problematiche di Venere e della vostra relazione e Venere, che rimane vostra ospite, avrà delle belle gatte da parare per ricostruire la vostra dinamica affettiva, che c'è ma diventa un po' più complicata e a volte un po' binaria.
Vergine, giornata oggi particolarmente intensa proprio perché gli astri tendono a variare molto dalla mattina alla sera, una mattina in cui impiegherete tutte le risorse che avete per soluzionare dei problemi, bravi, ci riuscirete. La serata obbligherà qualcuno a parlarvi dei propri sentimenti, anche a dirvi e a farvi notare quali sono i vostri limiti di interesse nella relazione. Bilancia, giornata oggi che vede in serata l'appoggio di una luna sagittariana che vi fa venire voglia di ridere, sorridere, socializzare e soprattutto di fuggire. Una bella valigia, anche se tardiva? Perché no? Scorpione, la luna oggi abbandona i vostri gradi, ma in mattinata compie sestili a Plutone, trigono a Nettuno, sestile a Mercurio e a Marte, un bel carico di energia potentissima che vi risolleva e che vi fa vedere di nuovo l'obiettivo. Sembra accaduto un piccolo miracolo, fatevelo servire e puntate di nuovo a un obiettivo felice. Il Sole, tra l'altro, oggi vi è amico, entra in Vergine e quindi maggiore solidità. Sagittario, oggi Sole in Vergine, la Luna vi verrà in soccorso, ma probabilmente ci sarà un calo di energia fisiologico data la presenza dell'astro che tutto illumina nel segno zodiacale a voi nemico, la Vergine. Cercate quindi di rinvigorirvi e di non buttarvi giù emotivamente. Forza, c'è sempre un motivo per sorridere, voi meglio di tutti nello zodiaco lo sapete. Capricorno, la Luna oggi in mattinata vi farà risolvere alcune questioni e passerà in Sagittario dove qualche ripensamento emotivo, qualcosa di sospeso ancora vi turberà. Ma la bella notizia è che il Sole entra in Vergine e quindi forza da un trigono vigoroso che vi renderà di nuovo rocciosi, potenti e motivati ad andare avanti. Acquario, oggi il Sole entra in Vergine e la Luna in serata passa nell'amico Sagittario. Benissimo, seppure il Sole in Vergine non fa un particolare aspetto se non quello misterioso di cui inconsce, sicuramente il meccanicismo Vergine vi aiuta a rimettere le cose in ordine, vi sentite più al sicuro con le cose razionalmente intese e l'emotività con la Luna amica torna di nuovo a essere percettibile e bilanciabile. Ancora volete dire di no a un rapporto? Forse state sbagliando. Pesci, la luna oggi in mattinata sarà generosa, mentre invece comincerà a complicarsi in serata. In più il sole entra in Vergine, quindi in opposizione. Cercate di non rimanere male se qualcuno andrà al contrattacco, se vi farà notare che il vostro atteggiamento a volte è un po' egocentrico. I vostri sentimenti, non per questo, saranno più deboli. Hai una passione per i video e i documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, è il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Coppie di ballerini e attori che si baciano. Erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Il celebre inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nel 1891, ricevendo il brevetto il 24 agosto dello stesso anno. Per alcuni studiosi il cinetoscopio di Edison segnò la nascita del cinema, 4 anni prima del cinematographe dei fratelli Lumière. Chi di voi non si è mai trovato in questa situazione? Fate tutto il duro lavoro, vi impegnate al massimo e poi ecco che arriva qualcun altro a rubarvi la scena, prendendo il merito o l'attenzione che spettava a voi. Che fastidio, vero? Ecco, gli inglesi hanno un modo perfetto per descrivere questa situazione. To steal someone's thunder, che in italiano possiamo tradurre con rubare il tuono a qualcuno. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale su YouTube Sicilia Play per non perdervi nessuna delle puntate dell'Almanacco. Jorge Luis Borges coltiva fin da piccolo una grande passione per le parole. A soli 7 anni scrive il suo primo racconto, a 9 realizza la sua prima traduzione. Questo scrittore instancabile attraversa il Novecento, diventando un'icona del realismo magico. Nel 1960 la sua vita subisce un drastico cambiamento. Dopo 20 anni di ipovisione diventa completamente cieco a causa di una malattia genetica. Questa oscurità influenza il suo immaginario. Nonostante il suo talento e il grande riconoscimento del pubblico, Borges non ottiene mai il premio Nobel, che gli viene negato per ragioni politiche. Ci salutiamo con la frase del giorno. Io
vivo per dominare la vita, non per esserne schiavo. Ci vediamo domani, buona giornata dalla vostra Naomi.